Vaccinazione e vacanze, il tema è spinoso e se la salute viene prima di tutto, i vicentini però non vogliono rinunciare alle meritate ferie estive e prendono d'assalto i numeri del servizio igiene e sanità pubblica. Riceviamo un sacco di telefonate di chiarimenti, appunto se si può girare con una unica dose, qualcuno che ha qualche problema, magari perché si trova nelle zone di vacanza. Tantissimi adesso modulano anche l'appuntamento in dipendenza delle vacanze. Per chi le vacanze le trascorre in zona, il consiglio rimane quello di recarsi al proprio centro vaccinale dove verrà fatto il richiamo e verrà rilasciato il documento che comprova la conclusione del ciclo vaccinale. Molte anche le richieste di informazioni sul Green Pass o certificato verde Covid. In attesa di quello europeo, in base al decreto del 18 maggio, fa fede il certificato vaccinale con validità di 9 mesi se completata anche la seconda dose, ma visti i tempi dei richiami. Questa certificazione, il certificato, cioè rilasciato dopo la prima dose, a partire dai 15 giorni dalla prima dose, abbia validità anche questo come Green Pass fino all'espletamento della seconda. Per tutti gli altri vale il tampone nelle 48 ore antecedenti. Intanto la macchina vaccinale continua la sua corsa e sul territorio dello slotto Berica gli over 40, ultima classe aperta in ordine di tempo, sfiora il 50% tra vaccinati e prenotati, mentre sale di qualche punto quella degli over 50 che si attesta al 69%. Entrambe le categorie sono in progress, ovvero con la previsione di nuovi posti liberi.